Ecco, siamo a Danone Veneto, siamo con il sindaco Daniela Savian, che ringrazio per la disponibilità, che so che questa settimana avrebbe dovuto essere in ferie, invece è qui con tutto questo cartaceo che vediamo di fronte, problemi e problemini. Noi siamo qua a rompere un po' le scatole, diciamo, ma per dare qualche informazione al cittadino. Allora, la prima domanda è voi siete un comune sotto i 5.000 abitanti, perciò non siete obbligati, non avete il problema del patto di stabilità. Questo è un vantaggio o un svantaggio, data la situazione attuale che avete? Buongiorno a tutti, prima di tutto, e grazie signor Battiston per essere oggi qui con me. Allora, per quanto riguarda il fatto di essere soggetto o non soggetto al patto di stabilità, nel nostro caso è un beneficio perché questo ci permette di muoverci un po' meglio nella gestione del bilancio. Comunque sia, il nostro bilancio, quello di quest'anno, la previsione prevede e risente, non prevede, risente della grave situazione economica che sta attraversando il nostro paese. Fortunatamente siamo riusciti a mantenere tutte le cose che avevamo promesso alla cittadinanza, tagliando via le spese non necessarie e mantenendo l'essenziale. Siamo riusciti nei 7 mesi scorsi ad avere da parte della regione e degli enti preposti Alcuni finanziamenti? dei notevoli contributi per quanto riguarda, diciamo, la gestione del nostro territorio. Ecco, riprendiamo il discorso del bilancio. Voi lo avete appena discusso in Consiglio Comunale e c'è stata anche qualche piccola contestazione polemica con l'opposizione, che appunto fa l'opposizione. Ci vuole un po' spiegare meglio cosa è successo? Allora, io non vorrei spiegare cosa è successo perché chi era presente l'ha visto. Io vorrei dire che cosa abbiamo fatto noi, in modo che chi ci ascolta possa valutare. In 7 mesi di attività noi siamo riusciti a portare a casa dei finanziamenti per il nostro territorio, come le dicevo prima, per un totale di circa 320.000 euro. E ve lo specifico meglio. Abbiamo avuto 34.000 euro di contributo regionale e questi ci sono serviti per la bonifica del tetto del magazzino comunale. Poi abbiamo avuto altri 20.000 euro dalla provincia per una predisposizione di una struttura che ricoveri i cassonetti fuori del municipio del capoluogo, scusate, del cimitero del capoluogo. Poi abbiamo portato a casa ancora 5.470 euro di contributo regionale che ci è servito per il servo scala della scuola media, altri 19.140 per l'ascensore della scuola elementare e 8.800 euro dalla Fondazione Santo Stefano per attività a favore dei minori. In più ci sono pervenuti anche altri 230.000 euro con una delibera regionale del 29 dicembre che ci permetterà di risolvere problemi di messa in sicurezza di alcune intersezioni nei punti pericolosi della nostra viabilità comunale. E molte altre cose sono ancora in attesa di avere comunicazione da parte degli enti sovracomunali. Scusi se la interrompo, il che vuol dire che i rapporti con provincia e regione sono più che ottimi, insomma. In pratica quello che chiedete vi danno, quasi. Sicuramente i rapporti sono più che ottimi con provincia e regione, ma non solo. Ci sono le domande che vanno compilate in un certo modo e che vanno seguite in un certo modo. Bisogna fare molta attenzione a come i bandi vengono buttati giù e a quali sono le opere a cui tu ti riferisci quando fai la richiesta
ai bandi. Di conseguenza non è solo una questione di essere in linea con provincia e regione, è anche una questione di molta attenzione a come sono fatti i bandi. Perciò c'è di base un saper fare le cose, insomma. Esattamente. Cambiando argomento, sempre un tema che abbiamo letto in questi giorni spesso sui giornali, sul casello autostradale. Una volta si legge una cosa, una volta l'altra, non si è ben capito che direzione o cosa e dove sorgerà, con quali modifiche, senza andare nel dettaglio, giusto per farci capire un po' meglio. Allora io spero di riuscire a farvi capire qual è il problema qui. Noi non è che possiamo decidere noi dove va a finire questo casello. Noi abbiamo fatto le nostre osservazioni e le abbiamo presentate entro il termine di scadenza, che era quello del 18 gennaio. Però volevo spiegarvi anche l'approccio che abbiamo avuto a questo problema. Questo nuovo progetto è stato presentato al Comune di Santino di Livenza in una seduta pubblica. Ancora noi non avevamo neanche il progetto in mano, siamo riusciti ad averlo. Dopodiché, una volta avuto il progetto, ci siamo messi a tavolino e l'abbiamo valutato. Insieme a noi abbiamo chiamato tutti coloro che teoricamente sarebbero stati gli espropriandi al momento in cui l'opera dovesse essere fatta. Non solo, abbiamo poi sentito anche gli agricoltori, abbiamo fatto anche un incontro pubblico dove sono intervenuti l'assessore regionale Chisso, l'ingegner Fasiol, le autovie venete, il consorzio di bonifica e tutti gli enti interessati da quest'opera. Di conseguenza il nostro impegno, diciamo, per valutare l'opera e per poter fare tutte le osservazioni possibili e necessarie per l'impatto ambientale di quest'opera non state fatte. È stato un impegno che ci ha portato via molto tempo e credo di aver fatto una cosa gradita ai cittadini. Come dicevo all'inizio, noi non ci possiamo opporre all'esecuzione di quest'opera, quindi dobbiamo cercare di portare a casa per il nostro territorio quanto più possibile per i nostri cittadini. L'assessore Chisso si è impegnato pubblicamente a rivedere anche la viabilità interna al momento in cui l'opera partirà. E questa sarà la seconda fase. Lei grande ha in mente qual è la tempistica, grosso modo, quando andrà non a iniziare ma a finire i lavori? Parlavano di 4 anni, 4 anni. Perché questo non è ben emerso, va bene. Allora, in conclusione di questa breve intervista, sono chiacchiere. Sì. Cosa possiamo dire ai cittadini del suo paese? Cosa vuol dire il sindaco ai cittadini del suo paese? Visto che lei, come ha già detto, non è da molto che è insediata, bisogna lasciatemi lavorare, ha detto qualcuno, no? Lei è di questo? Io dico la stessa cosa. Io caratterialmente non sono di molte parole, anche perché nella vita sono sempre stata abituata a affrontare i problemi e risolverli concretamente. Qui il discorso è completamente diverso, quindi io dico ai miei cittadini: non ascoltate le chiacchiere, guardate i fatti, guardate cosa verrà fatto nel paese e potrete giudicare me e i miei collaboratori alla fine dei 5 anni. Vi assicuro che l'impegno che io sto mettendo in questo incarico va a 360 gradi in tutte le direzioni. Bene, io la ringrazio e arrivederci. Grazie a lei, signor Battistoni.